Oggi c'è un convegno, come diceva bene lei, di molti igienisti italiani, in particolare del nostro territorio ovviamente, ma più in generale di tutto il Paese, di molti docenti universitari dedicati all'igiene, alla medicina preventiva e alla sanità pubblica. Oggi fare prevenzione vuol dire lavorare per mantenere sani i sani. Noi sappiamo che gli ospedali, anche se con fatica, a volte sono chiamati a gestire malati gravi, che il territorio ha molti pazienti cronici da seguire, però il nostro Paese ce la fa, la nostra regione ce la fa se riusciamo a tenere più a lungo possibile sani i sani. È un lavoro importante che è affidato agli specialisti dell'igiene, della medicina preventiva e della sanità pubblica. Tutta la medicina preventiva ha come bacino d'utenza la popolazione generale. Pensiamo alle vaccinazioni, si rivolgono a tutti. Pensiamo agli screening oncologici, si rivolgono a tutti. Pensiamo a un intervento sull'ambiente, ne beneficiano tutti. Proprio questo elemento di universalità definisce il cardine della coesione sociale. Un Paese che a volte è in difficoltà per grandi disuguaglianze di salute, grandi disuguaglianze talora tra regioni, può ricevere da interventi preventivi universali, efficaci, elementi per restare unito, per la coesione sociale. Ne abbiamo bisogno e io credo che questa sia la strada sulla quale siamo impegnati come professionisti della sanità pubblica e direi anche come cittadini impegnati nel sociale. Mi fa molto piacere oggi avere nel nostro comune un convegno di carattere nazionale e visti i temi che vengono trattati in questi 2 giorni organizzata da US2 Marca Trevigiana, ritengo che il nostro comune si debba sentire fortunato, ma tutto il territorio trevigiano si deve sentire fortunato perché in questo territorio vengono approfondite quelle che sono le tematiche che al giorno d'oggi tutti noi cittadini ci sentiamo in dovere di approfondire, ma soprattutto oltre allo staff medico che qui oggi è presente si riesca anche a programmare, a progettare quella che è una nuova sanità, una nuova progettualità sanitaria che possa sempre beneficiare per tutto quello che è il cittadino del domani. Ma noi innanzitutto dobbiamo insegnare la prevenzione, la sanità pubblica e l'igiene a cominciando dai corsi di laurea, perché abbiamo la sensazione che non dappertutto venga conosciuta la valenza della prevenzione e conseguentemente gli atti che devono essere messi in atto per raggiungere determinati obiettivi e quindi parlare già nei corsi di laurea di vaccinazioni, di screening, considerando anche le questioni delle politiche generali che non necessariamente sono quelle del singolo, perché la prevenzione dialoga con i sani che sono tanti e quindi le dinamiche sono diverse. Poi naturalmente abbiamo il percorso post laurea, in particolare le scuole di specializzazione, e noi siamo docenti e direttori delle scuole di igiene e medicina preventiva, dove si studiano 2 cose importantissime nella sanità di oggi: l'epidemiologia, cioè lo studio delle malattie e dei fattori di rischio, e l'organizzazione sanitaria. E oggi la sfida del Servizio Sanitario Nazionale, la sua sostenibilità, la possibilità di raggiungere gli obiettivi è legata a una buona e efficiente organizzazione ed è quello che studiano i nostri specializzandi dell'università. Certo che il sistema universitario deve adattarsi a queste nuove esigenze e lo stiamo facendo nel migliore dei modi con grandissime difficoltà che sono legate alle carenze di personale e alle carenze di risorse. Sì, come Commissione stiamo lavorando molto sul disegno di legge 770 che vorrebbe andare a modificare la legge Lorenzin per far sì che non ci sia più l'obbligo alla vaccinazione ma che si vada verso un percorso di raccomandazione rinforzata. Su questo abbiamo presentato circa 19 emendamenti come Lega e contiamo di trattarli, di approvarli nelle prossime settimane in Commissione. È un percorso lungo perché poi dopo l'approvazione degli emendamenti in Commissione si passerà al Senato e quindi, se la legge sarà approvata, alla Camera. Mentre per quel che mi riguarda personalmente ho presentato altri disegni di legge, in particolar modo uno sugli screening cardiovascolari per gli over 50, su quale ho lavorato assieme al dottor Cinquetti, che prevede appunto di attivare degli screening per gli uomini che compiono il 50° anno di età, perché si è visto che l'anno dai 50 anni in poi gli anni in cui maggiormente si verificano gli infarti
morti, quindi anche qui agire in prevenzione diventa fondamentale. Ho presentato quindi un successivo DDL che invece fa riferimento all'inserimento della maculopatia degenerativa all'interno dei LEA, perché in questo momento è una patologia esclusa e diventa fondamentale anche in questo caso fare prevenzione e magari prevedere per i videoterminalisti degli accertamenti più approfonditi in modo tale da agire a tutela appunto del lavoratore e della sua salute.